Ma quanto lo sentite il Natale quest'anno? Di più o di meno rispetto agli anni scorsi? Cosa sta cambiando? In meglio o in peggio? Siamo tornati un po' alle tradizioni, punto di domanda? Buon mattino da Sammy Varin, potere al popolo, un'altra tranche della nostra controinformazione. Partiamo con Christian Mondini. Chi è un ascoltatore storico di questa radio lo conosce bene. Natale è tra i brani del Greatest Hits che usciranno nel 2025 di Christian Mondini, ecco il brano natalizio cantato con tutti gli artisti della sua zona. Sentite il saluto che ci ha mandato Christian? Ciao a tutti, sono Cristian Mondini e voglio mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi voglio lanciarvi una canzone, il mio regalo di Natale. La canzone si intitola Natale è ed è stata cantata in gruppo con alcuni cantanti del mio paesello Brandico, ovvero i Brand Singers. Questa è una canzone che racconta dei Natali degli anni '80, degli anni '90, quando, si aspettava il Natale da bambini, per cui raccontato un po' con quella magia di un tempo. Per cui il rito degli addobbi di Natale, andare a cercare gli scatoloni lasciati in soffitta, in cantina, per creare il presepe, tutto quello che è un po' la preparazione del Natale con il poi ritrovarsi in famiglia, giocare a tombola la sera, aspettando la Befana che ti porta i regali da mettere nelle calze. Mando un abbraccio a tutti, grazie a te Sammy per l'ospitalità E come ci sempre mancherebbe. e buon Natale, a tutti. Ciao, grazie. Un abbraccione a Christian Mondini da Brandico in provincia di Brescia e chiaramente, signori, andatelo a cercare su YouTube perché ha fatto tante produzioni, una più dolce e simpatica dell'altra, ma lui è anche molto territoriale. Da una parte Brescia, dall'altra anche la Sardegna. Quindi se amate queste due zone d'Italia, cercate Christian Mondini. Intanto sono 6 minuti dopo le 11 del mattino, c'è Sammy Varin, c'è anche Segui la Lega, gli appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio, ma se volete in questo momento io apro anche le linee allo 02 9294 7222 o tramite WhatsApp al 340 67 09 659. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Pompa, pompa, pompa la notizia. Cosa stanno pompando i media in questo momento? È uscito certamente lo studente modello, l'idolo, una bomber, poi la svolta dopo un trauma alla schiena. Il personaggio del giorno è colui che ha compiuto il delitto a New York, uccidendo Brian Thompson, CEO di United Healthcare. Qualche problema con l'assicurazione deve aver avuto. Luigi Mangione, killer di Thompson, in apertura sul sito del Corriere. Se andiamo su Repubblica si sta chiedendo cosa succede in Medio Oriente, cosa sono le alture del Golan e perché l'area al confine tra Israele e Siria interessa Netanyahu. In verità stiamo capendo proprio in questi giorni, questa Siria interessava un po' tutti e nessuno per farsi le proprie vendettine. Ecco, è diventato un campo di tiro un po' per tutti quanti. Il problema è che adesso ci saranno i profughi, punto di domanda. Perché abbiamo detto no ai poveri profughi che arriveranno da guerra? E questa è un'altra bella domandona sul tavolo che siamo certi qualcuno si farà. Non abbiamo detto noi no italiani, ma è un no in coro di tutta l'Europa. Forse perché tra questi profughi ci saranno anche gli aspiranti terroristi, qualche tagliagole che magari non gli sta simpatico sto tipo perché c'ha la barba un po' troppo a posto. 0292947222, stavo guardando uno dei registi con la barba che mi faceva una strana faccia come per dire sta attento. No vabbè, ma me la faccio crescere anch'io, non c'è problema. Un tempo qui avevamo tutti la barba in Bellerio perché ce l'aveva Salvini e allora tutti noi avevamo la barba. Adesso ne ho uno, ne ho due, uno più barboso dell'altro, in senso buono naturalmente di regista, e sto guardando la somiglianza con questo Bashar lì che
c'è un certo fascino nella barba. Ok, WhatsApp, sì, siamo strapieni. Devo ringraziare tutti voi, come al solito siete degli ascoltatori fantastici, lo sapete, io sono in onda anche alle 7:30 con la rassegna stampa e arrivano tantissime meditazioni su quanto vi racconto, su quanto vi ciancio fin dalle prime ore del mattino. Sammy, vedo poco di tradizionale, ma solo luminarie e istigazione a spendere. E Mario, sei già buono, pensavo istigazione a delinquere, perché ne succedono di tutti i colori che uno dice, ma lo spirito del Natale, ma dove cavolo è finito? Sammy, profondo dispiacere per l'incidente di ieri con 3 morti, ma non sarà sicuramente una rivolta sindacale a impedire che si verifichino incidenti sul lavoro. E chiaramente si parla di ciò che è avvenuto alle porte di Firenze. Sono stati trovati i corpi di 2 dispersi e quindi è salito a 4 il bilancio delle vittime. WhatsApp al 340 6709 659, se mi state ascoltando in diretta alle 11:10, voi mi spedite un messaggino e io lo leggo al volo. Assolutamente sì, ascoltato volli ascoltare anche gli altri, qualcuno che si diletta a fare le meditazioni profonde. È anche vero che Libano e Siria sono sotto attacco missilistico da parte di Israele, che sta rivendicando un diritto alla vendetta che lo autorizza ad attaccare chi gli pare. Si parla naturalmente della trasmissione precedente con il nostro condirettore Giulio Cainarca e la sua auto da fè. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Al di là di tutto, non prendiamoci in giro, diciamo che Israele è andato con fiori e cioccolatini, come dico sempre, la verità sta nel mezzo. Le multe ai Novax annullate, certo. Avete sentito Claudio Borghi Aquilini prima alle 9:40, se ve lo siete perso lo ritrovate in podcast e addirittura in replica questa sera dopo le ore 21. Stop alle multe di 100 euro emesse contro quanti non hanno temperato l'obbligo vaccinale durante la pandemia Covid. In una nuova bozza del decreto mille proroghe un articolo prevede l'interruzione definitiva dei procedimenti sanzionatori in corso, mentre si legge ancora nel testo le sanzioni pecuniarie già erogate sono annullate, i giudizi pendenti sono estinti di diritto, le somme pagate anteriormente vengono rimborsate. Nella versione precedente si prorogava semplicemente il congelamento delle multe. Ribadisco e discoriba, questa bozza non è arrivata in Consiglio dei Ministri. Quindi attenzione, chi ha pagato questi 100 euro non è detto che vengano rifusi. Così è. Quest'oggi alcuni quotidiani, la Verità ad esempio, dice che certamente saranno assolutamente rifusi, chi ha pagato gli verranno restituiti i soldi, ma altri quotidiani che chiudono più tardi dicono era una prima bozza che circolava e poi non è stata confermata. Le multe le pagheremo solo noi italiani. Gli stranieri non pagheranno nulla, non pagano tasse, non vanno in galera. È brava la nostra Antonia. E poi c'è anche un messaggio audio 340 6709 659, Radio Libertà, l'unica radio che vi ascolta qualunque cosa diciate, e io schiaccio il bottone. Sammy, sono Walter. Voilà. La battuta che hai fatto prima sul marocchino che ti vede e ti ammazza, guarda che a Torino 1 anno o 2 anni fa un marocchino ha ammazzato un ragazzo torinese perché ha detto che l'ho visto che era troppo felice, quindi non è detto una cazzata, è la verità. Bisogna anche stare attenti a farsi vedere felici e contenti da queste barbe malefiche. Ciao Sammy. Sì, me la ricordo quella cosa, me la ricordo davvero. Lo spirito del Natale, dove è finito? Dove sentite lo spirito di Natale? Dove andate per sentire ancora lo spirito del Natale? Mercatini di Natale può essere una soluzione, magari a 2 passi da casa. Tra poco vi leggo qualche appuntamento dove si suona anche la cornamusa, la fisarmonica. Varin, mi piace questo, lo diceva la mia prof di matematica quando mi interrogava e non sapevo un tubo. Varin, vorrei sapere come devo fare per restituire l'aumento di 3 euro, visto che se divento ricco, armi Ucraina, pensionati, ho capito, vabbè, vuoi restituire i 3 euro che lo Stato ti ha aumentato?
Tranquillo. Conto corrente postale 37671294. C'è Radio Libertà. Siamo noi quelli che hanno bisogno dei tuoi 3 euro. Se poi ce ne dai 2 in più, ancora più felici. Scherzi a parte, questa è la campagna variniana. Aiuta la tua redazione, aiuta Sammy Varin ad alzarsi presto la mattina. Come? Attraverso un versamento di qualunque entità sul conto corrente postale 37671294, che non è il mio, è quello di Radio Libertà, storico conto corrente ancora quando ci chiamavamo Radio Padania. Perché? Perché lo sapete, da sempre noi viviamo con il vostro sostegno e quando viene meno vengono anche meno le bollette della corrente di tutte le problematiche che abbiamo, soprattutto le piattaforme. Adesso lo sapete, la radio non è più soltanto radio, è anche televisione, ma ci vedono anche su Facebook, su YouTube, gli store digitali e le palle, è quello che ci blocca perché abbiamo letto la prima pagina della Verità, insomma tanti problemini. Se credete in questa radio, la mano che ci potete dare la potete dare attraverso appunto un versamento in posta. Prendete uno di quei moduli bianchi, scrivete conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà. Ma se siete internetari fate velocissimo, andate sul sito radiolibertà.net, così lo sbirciate, vedete la controinformazione che facciamo lì sopra. Siamo radio, siamo televisione, ma siamo anche un sito di informazione. Cliccate su questo sito, sostienici, e voilà, e vi si apre il mondo. Attraverso un semplice bonifico potete aiutarci con la somma che preferite. E naturalmente ringrazio perché siete tantissimi che lo state facendo, anche venendoci a trovare qui nella nostra sede di Milano, via Bellerio 41. Siamo l'unica radio sempre aperta. Cioè, voi arrivate, non è che vi lasciamo fuori, vi diamo la mano, ciao, arrivederci, ma che se arrivate, che ne so, in questo momento, scendete le scale, c'è Sammy Varin in onda, ma io vi tiro dentro con me in onda e parliamo e ci raccontate. Chiaro che se venite con un salame, come ieri è venuto a trovarci Erminio, grazie Erminio, salame del salumificio Terruzzi di Triuggio, un abbraccio a Erminio, siete ancora più amati dal sottoscritto. Si scherza, si ride, ma chiaramente se facciamo l'appello con voi è un appello che ha un senso. A proposito di aiuti, da quest'oggi devo salutare e ringraziare il gruppo Patrioti per l'Europa, gruppo in Europa dove c'è dentro anche la Lega, e da quest'oggi ogni giorno abbiamo un collegamento con il Parlamento europeo. Questa mattina alle 9 abbiamo avuto il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo Paolo Borchia. Domani ad esempio avremo alle 11 Silvia Sardone, quindi ogni giorno un europarlamentare della Lega in collegamento per capire dove va questa Europa e soprattutto come la si può cambiare, quali decisioni europee possiamo cambiare facendo squadra. E sapete che su questo fronte c'è l'Eurogreen, ma anche le schifezze in arrivo da Sud America. Santa polenta, oh, non si può più stare tranquilli un attimo, ma è vera sta roba qua, sì, arrivano schifezze pure da lì. Bando alle ciance, appuntamenti da non scordare targati Lega. E chiaramente al volo si arrivano i vostri WhatsApp e le vostre telefonate, ma ce ne sono così tanti veramente che non so da dove partire. Parto dagli ultimi che mi avete inviato qui al 3406709659. Pisa, 14 dicembre, dall'Europa all'Italia. Quali riforme per una giustizia davvero giusta? E qui c'entra proprio il Parlamento europeo. Appuntamento all'Hotel Tower Plaza di Pisa, via Caduti del Lavoro 46. L'appuntamento è con la nostra europarlamentare Susanna Ceccardi, con Elena Meini, consigliere regionale della Lega in Toscana, il senatore Manfredi Potenti della Lega e il magistrato in congedo Roberto Pennisi. Interessante il discorso di questo 14 dicembre alle ore 18 all'Hotel Tower Plaza di Pisa, dall'Europa all'Italia, quali riforme per una giustizia davvero giusta. A seguire cena offerta grazie al gruppo Lega in Parlamento in Europa.
interessante. Silvia Sardone, che sarà ospite proprio domattina alle 11 su questo canale, vi invita all'incontro confronto sulle ideologie e sulle strategie politiche per il futuro dell'Europa. Appuntamento con Paolo Del Debbio, autore del libro Siamo tutti filosofi senza saperlo. Questo sabato 14 dicembre ci troviamo alle 10:30 a Sesto San Giovanni presso l'hotel Villa Torretta in via Milanese numero 3. Anche qui, signori, appuntamento con Del Debbio, con la Sardone, ma a seguire anche gli scambi di auguri con rinfresco offerto dal gruppo Lega, gruppo Patrioti per l'Europa. Ancora eventi da non scordare, targati Lega, 22 dicembre, cena provinciale di Natale Lega Salvini Premier, Pisa, ristorante Ariete a Ponsacco, via Mattei, naturalmente da contattare al volo la sezione locale della Lega. Venerdì 20 dicembre si cena alle 20 presso l'agriturismo Acadi Novaroi a Vogogna, Verbania, in questo caso naturalmente la Lega Verbano Cusio Ossola con Riccardo Molinari, ma con la partecipazione dell'onorevole Alberto Gusmeroli, di Alberto Preioni e l'onorevole Montani. Venerdì 20 dicembre, ore 20, Vogogna, provincia di Verbania. Naturalmente la Lega Lombarda, il congresso regionale questa domenica 15 dicembre presso l'hotel Sheraton Milano San Siro, via Caldera, e naturalmente all'ordine del giorno l'elezione del nuovo segretario della Lega qui in Lombardia. Eventi targati Lega, la cena di Natale della Lega si tiene a Milano questo 14 dicembre alle 20:30 presso il Novotel Milano Nord Cagranda, viale Giovanni Suzzani 13 Milano, con il segretario federale e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Questo 14 dicembre, ore 20:30, cena di Natale Milano. Tutti eventi, ribadisco e disco riba, da prenotare, mi raccomando, è chiaro, se volete passare per fare un salutino siete ben accetti, ma se volete mangiare bisogna prenotarsi. 25 euro soltanto per cenare venerdì 13 dicembre alle 19:45 al ristorante Sivas di Magenta, tradizionale cena Lega sezione Magenta con ospiti politici e amici del territorio. A proposito di atmosfera natalizia, il duo Mazzola ci sono venuti a trovare, sono papà e figlio che suonano la fisarmonica, sono in tournée in tutti i mercatini di Natale della zona e devo dire, se siete indecisi quale mercatino visitare, visitatene uno dove c'è anche il duo Mazzola che suona la fisarmonica, anche perché loro distribuiscono i CD, hanno un bellissimo CD di musiche tradizionali suonate con la fisarmonica, un regalo di Natale fantastico. Dove? Ad esempio, dopodomani, 12 dicembre, sfilata di Santa Lucia a Cornale Bergamo dalle 18:30. Il 14 dicembre, mercatini ad Albino a partire dalle 15. Il 15 dicembre, mercatini di Natale a Cusano Milano a partire dalle 15. Il 17 dicembre, al Circolo Ricreativo Pradalunga Bergamo dalle 15, sono lì a suonare. Mercatini ad Albino ancora il 21 dicembre alle ore 15 e poi il 24, la notte di Natale, la messa animata a San Paolo d'Argon Bergamo con il duo Mazzola alle ore 21. Notte di Natale anche alla Messa delle Grazie a Bergamo, Chiesa delle Grazie a mezzanotte e poi le pastorelle notturne in Valle del Luio. 26 dicembre le pastorelle con il duo fisarmonicista più simpatico suoneranno tutti quanti e ci sarà una bella atmosfera sicuramente in Piazza Duomo a Milano. 26 dicembre Santo Stefano, le pastorelle e le fisarmoniche in Piazza Duomo a Milano. 1 gennaio, ristorante Sakura, Nembro, Bergamo, dalle ore 21. Questa è la tournée del duo Mazzola che suonano le loro fisarmoniche in tanti eventi dove la Lega chiaramente non c'entra,
ma c'entra, perché il duo Mazzola li abbiamo lanciati noi 10 anni fa dai palchi di tante feste della Lega. Ancora segnalazioni, il più veloce che me la invia al 340 6709 659, gliela leggo in diretta, vediamo un po' dove siamo. Siamo a Santa Maria a Monte, sì, ok, molto volentieri. Santa Maria a Monte, ristorante Oasi al lago di San Donato, Santa Maria a Monte. Amici e simpatizzanti sono invitati a partecipare alla cena. Pisa, provincia di Pisa, 25 euro, domani, mercoledì 11 dicembre. Ben volentieri. Sabato 21 dicembre alle 20 la Lega Giovani di Bergamo vi invita alla sua cena di Natale, ore 20, ristorante Danisio a Torre dei Roveri. Anche qua, signori, solo 25 euro per antipasto, primo, secondo, sorbetto, bere incluso, con gli esponenti della Lega della zona. Assolutamente sì. Un altro appuntamento targato Patriot for Europe, Patrioti per l'Europa, domenica 15 dicembre da Varese a Bruxelles per un'Europa dei popoli e delle identità. Siamo alla tenuta Acquasole di via Fornace a Mercallo Varese a partire dalle 19:30. Conferenza e cena offerta, chiaramente dovete essere velocissimi a prenotarvi. Roberto Vannacci, anche lui prossimamente lo avremo in diretta per il qui Europarlamento. La cena di Natale con Vannacci ad Arezzo, venerdì 20 dicembre, unica data per tutto il centro Italia, ragazzi, roba importante, al ristorante Fuori Menù, via Castelsecco 2/8 ad Arezzo. Venerdì 20 dicembre, se siete in zona o se avete parenti e amici, spargete la voce. Festeggiamo insieme il Natale il 16 dicembre alla Ca del Gusto, viale Galilei 65 a Marina di Carrara. Siamo in Toscana. E ancora, la Lega Provinciale di Torino vi invita domenica 15 dicembre alle ore 13 a Settimo Torinese. Il pranzo di Natale del Provinciale di Torino si tiene al Seven Village, strada della Cebrosa 95. Saranno con noi sindaci, assessori, consiglieri comunali e circoscrizionali della provincia, tra cui Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega, Andrea Cerutti è presidente della Commissione Autonomia, ma ci sarà anche Alessandro Benvenuto, questore della Camera, Elena Maccanti, segretario provinciale e deputata, e naturalmente l'onorevole Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera e segretario regionale della Lega Piemonte. Ancora ad Arezzo, venerdì 13 dicembre si cena all'Hotel Il Gentiluomo, via Raccordo Autostradale 1/A Arezzo, con tutti gli esponenti politici della zona. Sto pensando cosa mi sono dimenticato, che poi ti dispiace, dici cacchio, mi sono dimenticato di dire questo. Ho detto tutto? Sicuramente no, e mi scuso naturalmente con chi mi ha inviato segnalazioni. Capita, non ce la faccio a leggerle tutte, ma soprattutto mi si perdono in giro nei meandri dei file. Allora che facciamo? Ci fermiamo certamente solo per qualche istante, perché tra pochissimo avremo la canzone indipendente e poi naturalmente si ritorna a parlare di territorio. Quest'oggi andiamo in Valle d'Aosta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario. La produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro
direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane, 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Si fa chiamare Noelia con la Y, Noelia, questa Alone Together, prodotta da Mario Guida di Rua Music. Lei è giovanissima ma già potentissima, Noelia. Sono le 11.33, ancora il buongiorno, Sammy Varin, potere al popolo e potere al territorio, potere ai vostri messaggi che ancora arrivano al 340 6709 659, potere naturalmente alle ultime notizie. Stiamo sempre con le agenzie aperte, ma in questo momento ci colleghiamo anche con la Valle d'Aosta. Va ora in onda Focus Valle d'Aosta.
Allora, sono due gli argomenti che campeggiano sui social della Lega Valle d'Aosta, cercatela facilmente su Facebook, Lega Valle d'Aosta, li esaminiamo insieme con il capogruppo della Lega in regione. Abbiamo con noi Andrea Manfrin, buongiorno. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per ritagliarci qualche minuto, so che siete in consiglio regionale, ma una battuta proprio sul fronte consiglio regionale e soprattutto sul fronte contromanovra la voglio avere, lo scrive anche Aosta News in questo momento, bilancio, la contromanovra della Lega sposta 23 milioni di euro. 3 i pilastri: famiglie, imprese e sanità. Raccontami di questa contromanovra. Come ovviamente hai potuto intuire, come chi avesse letto l'articolo può intuire, stiamo esaminando un bilancio, quello della nostra regione, che sicuramente è una piccola realtà e quindi magari non ha numeri che hanno altre regioni, sicuramente con milioni di abitanti, ma nella nostra regione 23 milioni di euro fanno davvero la differenza. Ecco, a fronte di questo, a fronte dei numeri che giustamente hai dato, abbiamo ritenuto importante, esaminato il bilancio, dare attenzione a quei tre temi. In primis, reintroducendo una misura che purtroppo è stata tolta da quando il PD governa la regione, che si chiama Bon Chauffage, che è sostanzialmente un buono che permette ai valdostani, che come sai ovviamente hanno grossi problemi nel riscaldamento, noi soprattutto nelle zone altimetriche più elevate ci sono molte criticità e sicuramente costi superiori rispetto a chi abita in pianura. Ecco, proprio per questo abbiamo deciso di rifinanziare con un emendamento, perché la maggioranza appunto era pervicacemente contraria a tagliare il costo delle bollette dei valdostani. Abbiamo deciso quindi di rifinanziare questa misura che si chiama Bon Chauffage, quindi buono riscaldamento iniziano, per andare a tagliare, per dare dei bonus e diciamo degli sgravi di spesa ai valdostani per poter pagare le bollette del riscaldamento. È una misura molto semplice ma molto concreta, molto diretta, che permette davvero di incidere in maniera positiva su quelle che sono le spese vive che le famiglie si trovano ad affrontare. Quindi questa è ovviamente una prima misura che va nella direzione della famiglia. E poi ancora, ti ricorderai che la Valle d'Aosta ha purtroppo subito una terribile alluvione il 29 e 30 giugno scorsi e cosa è successo? È successo che la regione si è completamente dimenticata delle attività commerciali che hanno patito questi disastri. A livello nazionale c'è stato l'intervento del nostro governo che ha permesso di andare a dare un primo iniziale ristoro sia per chi ovviamente ha perso a livello strutturale la propria attività, sia per chi magari si è visto creare dei danni, ma il problema è che non si è pensato alla mancata, diciamo, attività, alla perdita di reddito che si è creata. Per fare un esempio, noi abbiamo una località colpita che è Cogne, che vede nei mesi di luglio-agosto la propria stagione principale, cioè diciamo che l'incasso dell'anno è determinato dal lavoro fatto in quei 2 mesi. Cosa è successo? È successo che ovviamente la strada che portava a Cogne è completamente crollata e quindi per tutto il mese di luglio il comune di Cogne è stato irraggiungibile e si è ricominciato a poter circolare con qualche limitazione nella seconda settimana di agosto. È chiaro che chi aveva fatto scorte e chi aveva la volontà di lavorare non ha potuto farlo e quindi le attività hanno perso sostanzialmente un anno di lavoro. Per tutto questo, ovviamente, siccome il governo regionale non ci ha pensato e anzi ha deciso di non predisporre dei ristori, abbiamo deciso di proporre una misura che stanzia anche qui 5 milioni di euro per ristorare quelle attività che purtroppo non hanno potuto lavorare in quel periodo. E infine, qui in Valle d'Aosta è stata creata, come sappiamo purtroppo da tante parti, una misura che consente di sostanzialmente remunerare in maniera maggiore il personale sanitario per evitare che questo scappi da altre parti, magari in altre regioni o addirittura all'estero, soltanto che sono stati dimenticati gli operatori sociosanitari, i famosi OS, che fanno un lavoro durissimo, un lavoro che io non farei mai e che ringrazio davvero chiunque decida per vocazione di volerlo fare,
Il problema è che all'interno delle indennità di attrattività questo personale non è stato ricompreso. Quindi con un'altra variazione, con un altro stanziamento di 1 milione, andiamo a creare un'indennità di attrattività anche per questo personale, quindi per cercare di riempire quel vuoto che si è creato. Queste sono le 3 principali proposte che abbiamo voluto presentare e che sicuramente, se approvate, ma dubitiamo che il governo regionale abbia questo sussulto d'orgoglio, questo scatto di intelligenza, comunque potranno migliorare ovviamente la vita della nostra regione. E naturalmente ci auguriamo che ci sia anche una giusta attenzione a questa controproposta, e sono certo che poi a microfono chiuso magari qualcuno dei consiglieri regionali della maggioranza vi dirà ma sì, questa effettivamente eccetera. Poi quando si apre il microfono bisogna bocciarle sempre queste cose. O hai qualche pensiero un po' più positivo? Perché bisogna essere positivi, ci avviciniamo al Natale, bisogna allargare le braccia e dire dai, magari si potrebbe avere qualche notizia positiva dalla maggioranza? Ma ovviamente, come giustamente tu hai detto, insomma, la reazione sarà esattamente quella. Noi dubitiamo che la maggioranza possa accogliere questo tipo di proposte, semplicemente perché ha predisposto un bilancio con le consuete marchette, con una serie di misure spot che in realtà non portano a niente, e non vuole che niente possa interferire con questa, diciamo, manovra elettorale, perché ovviamente noi siamo a scadenza, a settembre 2025 andremo a votare e quindi qualcuno si sta preparando per il futuro. È evidente che però, diciamo, si va a privilegiare quello che è il lato elettorale, quindi magari un po' il consenso su alcuni settori, invece di immaginare la regione come un quadro generale dove in realtà bisogna programmare per avere un futuro. Oggi, se tu non ristori le attività che hanno patito danni durante le alluvioni, quelle chiudono, quindi non è che ci sarà un'altra occasione per farlo. Oggi, se tu non vai a dare l'indennità di attrattività al personale OSS, rischi che questi vadano in Svizzera, dove trovano condizioni migliori di lavoro, e non potrai tornare indietro da quello. Oggi, se tu non vai a ristorare le famiglie e dargli un supporto rispetto al caro bollette, ovviamente queste famiglie finiranno in una condizione di marginalità che costerà molto di più alla pubblica amministrazione, perché evidentemente se una persona magari non riesce più a pagare l'affitto e deve trovare, diciamo, un modo per sopravvivere, di sicuro dovrai poi sostentarli, magari provare a trovare delle soluzioni abitative, magari provare a dargli un aiuto economico con i servizi sociali, e tutto questo evidentemente avrà un costo sicuramente superiore a un'erogazione di adesso. Quindi, diciamo, è un qualcosa che guarda al futuro, ma dubitiamo che ci sia questa lungimiranza da parte della maggioranza, anche se, come giustamente hai detto, poi arriveranno tutti a dire sì, era una bella proposta, peccato che mi hanno imposto di non votarla. Come spesso succede, certamente. Arrivano messaggi al 340-6709-659. Giustamente qualcuno porta anche dove volevo portare io, visto che ci stiamo avvicinando al Natale e vorremmo tutti quanti sentire un po' la magia del Natale. Intanto riprendo quello che tu, Andrea Mainfrin, hai messo sulla tua pagina Facebook. Una giornalista, tra virgolette, che dedica un intero articolo al ruolo del presepe, ritenendolo un ritratto di una comunità escludente e razzista. L'ha ripreso anche, naturalmente, non soltanto il nostro Andrea Mainfrin, ma anche alcuni ascoltatori. La vergogna della giornalista di Domani. Il presepe, ritratto di una comunità escludente e razzista. E questa del Domani si chiede perché c'è ancora un presepe nell'atrio della nostra scuola. Giustamente tu lo dici, sconcertante e vergognoso, giù le mani dal presepe, un simbolo delle nostre tradizioni, un'espressione dell'identità italiana e cristiana da proteggere a tutti i costi da coloro che vorrebbero cancellare i nostri valori. E io approfitto naturalmente per farti spiegare questa polemica, ma anche per segnalarci quelli che sono, a tuo parere, gli appuntamenti più belli, magari proprio nella tua zona, con qualche bel presepio vivente o comunque semplicemente bello da guardare, che possa creare ancora quell'atmosfera del Natale. Le montagne già
regalano una visione incredibile, ma per avvicinarsi maggiormente all'atmosfera del Natale nella zona della Valle d'Aosta, tu che idea ci potresti dare? E magari gliela diamo anche a questa giornalista del quotidiano Domani. Cosa dici? Volentieri, guarda, te lo dico da giornalista, purtroppo, che a volte ha avuto anche a che dire con l'ordine. Io sinceramente non capisco queste prese di posizione che sembrano quasi davvero dettate dall'alto, come se arrivato il momento del Natale si dovesse attaccare un simbolo. E sembra quasi che ci sia un coordinamento, no? un qualcosa di coordinato che fa in modo che quando arriva il momento di esporre, di perpetuare davvero uno dei simboli delle nostre radici cristiane, si metta d'accordo e si cominci a provare a demolirlo. È la famosa finestra di Overton. Dico che è una cosa inaccettabile, poi arriva uno che dice vabbè, non è proprio così inaccettabile, però diciamo che si può modificare, e così pian piano si va verso la cancellazione. Ecco, io trovo che trovare diciamo in un simbolo come il presepe un qualcosa di escludente e razzista sia semplicemente un modo per provare a cancellare una tradizione e provare a diventare come vorrebbero alcune teorie, tutti uguali da nord a sud, da destra a sinistra, dall'Africa all'Europa, dall'America all'Asia, tutti con lo stesso identico magari cibo, tutti con lo stesso identico non credo religioso, tutti fluidi, tutti dipendenti da quello che, diciamo, come potremmo dire, la pubblicità ti propone, e quindi più malleabili. Ecco, questo credo che sia assolutamente disgustoso, però da un certo punto di vista penso anche che questo sia un'ammissione del fatto che un presepe e la nascita di un bambino siano un simbolo veramente potente, se vengono attaccati così tanto. Quindi è semplicemente una riconferma del valore delle nostre radici, delle nostre tradizioni, e io lo voglio considerare così, oltre che sprecare magari del tempo per andare a parlare di persone che sono in cerca di attenzione o che si coordinano per cercare di provare a dare un messaggio. Rispetto invece al presepe, sono felice di dirti che questo sabato alla scuola San Francesco di Aosta, che è in piazza Chanou, cioè nella piazza centrale di Aosta, peraltro dove c'è anche il mercatino di Natale della nostra regione, quindi è la possibilità di visitare tanto il mercatino quanto l'evento che ti sto per descrivere. Ci sarà una mostra proprio fatta dalle scuole di tutti i presepi, quindi la scuola sarà sostanzialmente una sorta di vetrina dei presepi su cui che potranno essere ammirati e su cui appunto si potrà anche riflettere e magari valutare quello che è il messaggio che consegnano, che di certo non è razzista, ma è un messaggio d'amore. Quindi ti ringrazio per diciamo la possibilità e per anche la facoltà di poter invitare tutti nella nostra regione, che è una regione che per fortuna, al netto di alcuni episodi, ha ancora saldi radici sono nella nostra tradizione, che sono per fortuna difficili a morire e su cui che combattiamo ovviamente per non farle morire. E questo sabato mattina, tutti alla scuola San Francesco di Aosta in piazza Chanou per visitare i presepi, e se vi va anche magari il mercatino di Natale. Assolutamente sì, e io ringrazio il capogruppo della Lega in Valle d'Aosta, Andrea Manfrin. Buon lavoro Andrea, ci risentiamo ancora prima delle feste. Grazie mille a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Sempre un piacere, parliamo di territorio, parliamo anche del vostro territorio. Se avete segnalazioni da proporre, 340 6709 659 attraverso un WhatsApp ci appare subito in diretta. Qualunque cosa accada nella vostra zona, documentatela facendo anche un video, o se volete un'intervista ce la spedite e noi la trasmettiamo. A mio parere, il caso delle indagini sui carabinieri del caso Rami, zona Corvetto a Milano, averlo reso pubblico rientra in un progetto, non si sa bene voluto da chi, di destabilizzare l'ordine sociale in Italia. Lo dico perché da troppo tempo sento episodi in cui i servizi deviati di giudici e stampa intervengono per pubblicizzare fatti e remare contro per creare zizzania e odio sociale. Saluti Gianluca. Fa un po' pensare questa cosa dei carabinieri adesso che vengono indagati perché avrebbero sfiorato la moto inseguendola.
Problemi anche perché poi uno dice: "Beh, adesso col cavolo che mi fermo la prossima volta al posto di blocco della polizia, dei carabinieri". Non va bene, non va bene, non va bene. O forse è un fatto dovuto che dovevano assolutamente fare anche per tenere buono il quartiere Corvetto, che altrimenti minacciava di diventare una banlieue pericolosissima. Stiamo a vedere, intanto abbiamo messo sul tavolo tante notizie che poi vengono ulteriormente migliorate, commentate dai colleghi di Radio Libertà nel corso del pomeriggio, tra poco Pierluigi Pellegrin, poi Antonino Danna, insomma si cerca di fare squadra facendo una buona controinformazione. Io intanto vi saluto leggendo le ultimissime aperture dei siti internet. Il sito di Repubblica apre ancora una volta con il Medio Oriente, con le alture del Golan e con Israele che sta portando lì i suoi carri armati, ma poi anche il delitto Thompson. Chi è Luigi Mangione, il killer di New York, dal mal di schiena cronico alla scoperta di una bomber? Sarebbe stato lui ad ammazzare l'imprenditore. La tragedia di Calenzano, trovati i corpi di 2 dispersi, sale a 4 il bilancio delle vittime, ma poi scendendo c'è un accordo. Stellantis rilancia sulle batterie, impianto con i cinesi in Spagna e nuovi piani per Termoli. Stiamo a vedere. Tra le segnalazioni, il diritto di cittadinanza, la cittadinanza americana. Trump che vuole abolire lo ius soli, una pratica ridicola, e naturalmente lo stracciamento di vesti per tutti quelli che di sinistra la vorrebbero qua in Italia. Lo vorrebbero qua in Italia, lo ius soli. Ho detto di sinistra? Non solo di sinistra. La crisi in Francia, Macron convoca i partiti, esclusi la Le Pen e Mélenchon, ma guarda, fa il figo e spunta un incontro segreto con Sarkozy. Minimo, noi tiriamo fuori Prodi, lui tira in ballo Sarkozy. Il nuovo codice della strada per i monopattini, agli arriva l'obbligo di targa, assicurazione e casco, ma questa è una cosa che assolutamente non fa infuriare i ben pensanti che dicono che è un codice della strada sbagliato, e questi se la prendono perché se bevi troppo ti diamo la multa e ti ritiriamo la patente. Attenzione, poi chiaro, siamo a Radio Libertà, non pensate che io non legga i vostri WhatsApp al 340 6709 659, ma se siete ubriachi l'auto non si guida. Se vi fate uno spinello, l'auto non la guidate. Se la guidate, ci incappate e vediamo cosa succede. Vi tolgono la patente una volta, 2 volte e vediamo che poi lo spinello ve lo fate a casa vostra senza rompere i coglioni al prossimo e diventare un pericolo per il prossimo. Fammi spostare simpaticamente di sito. Il Corriere della Sera ci racconta chi è Luigi Mangione, il killer di Thompson, le scuole d'eccellenza, il mito di una bomber. Vieni a Pordenone, il surf e l'operazione alla schiena. A Calenzano trovati altri 2 corpi, le vittime sono 4. E poi la legge di bilancio, flat tax estesa, ma tagli IRPEF rinviati. La maggioranza trova l'accordo sulla manovra. Interessante che il Corriere non prende proprio in considerazione l'affaire Novax e il fatto che non si debbano più pagare le multe e che chiaramente tutto viene mandato in soffitta. È chiaro, se la multa perché non vi siete vaccinati l'avete pagata, per il momento non si parla di avere indietro i vostri soldi perché sono stati ormai messi a bilancio, ma abbiamo un Claudio Borghi Aquilini. Tutto quello che è successo finora, il fatto che non si debbano più pagare, è merito anche suo, e vediamo cos'altro riesce a fare. Siracusa, ucciso con una coltellata davanti alla porta di casa, fermato un ragazzo di 16 anni. La vittima, Cristian Regina, aveva 40 anni, muratore, guidava l'Ape Calessino durante la stagione turistica. Lui e il 16enne fermato si conoscevano
Ma un altro che è stato accoltellato a Bari parla al tassista accoltellato da 2 rapinatori nella sua auto. Abbiamo visto il video pazzesco, gira sui social. Io vivo per miracolo, non so se tornerò a lavorare. Francesco Rubini, 34 anni, è stato colpito ripetutamente da un trentenne mentre era nel suo taxi la notte dell'8 dicembre. Ha 120 punti di sutura e si è salvato per un soffio. Signori, qui Sammy Varin che si ferma, ringrazia come al solito per il gentilissimo ascolto, ma tranquilli, io torno, e sì che torno. Domani mattina dalle 7:30 in poi la consueta rassegna stampa con ospitoni importanti e ricordiamolo, nel corso della mattinata avremo un altro appuntamento con il gruppo Patrioti per l'Europa. Oggi abbiamo avuto il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, domattina alle ore 11 arriverà Silvia Sardone. Grazie naturalmente in regia. Francesco, ci sentiamo alla prossima.